zitto. Cosa? Perché dovrei stare zitto? Che se mia madre ci sente è finita. No, tu adesso mi dici che succede? Ti devi stare zitto, non devi parlare. Ok, adesso ti spiego. Shh. Ok, zitto. Praticamente, Foxy, oggi è il grande giorno, hai capito? È il grande giorno. Il grande giorno di cosa? Ti ho detto di stare zitto, mia mamma non deve saperlo. Oggi inviterò la poliziotta del quartiere. Ah, bravo, finalmente l'hai capito. Mia mamma non deve assolutamente scoprirlo, potrebbe rovinarci i piani. Allora sì, devo stare zitto. No, io ho paura di mamma Med. E se poi lo venisse a scoprire? Meglio dirglielo che verrà la poliziotta del quartiere o potrebbe finire male. Oggi è una brutta giornata. Guarda come piove. Però mamma Med questa giornata la renderà felice. Facendo le crepe con la Nutella. Rio, amore mio, bello. Ma tu le vuoi le crepe con la Nutella? Quelle buone che fa mamma Med? Ah, e ora prendiamo tutto l'occorrente per fare le crepe. Mamma Med, dimmi, devo capire quello che è successo. Che cosa è successo? Dimmi. Non mi voglio vedere. Crazy, hai invitato. Cosa? Hai invitato la poliziotta del quartiere. La poliziotta? E a me non mi hai detto niente. No, non è possibile. Andiamo. Ah, il mio amico Foxy fuori di piedi, mia mamma fuori dai piedi, è proprio una bella giornata. No, che andiamo. Aspetta, potrebbe scoprirlo. Ma Chris me lo doveva dire. Lui mi deve dire sempre quando invita le persone. E poi la poliziotta. Prima la devo vedere io. Prima deve passare su di me la poliziotta. E per l'occasione ho preparato qualcosina per una bella cenetta romantica. Giusto! Non faccia minacciare persone a caso con Crazy. Entriamo in modalità spia. Andiamo subito. Questo, via, anche perché lo ricorda Foxy e non va bene. Mettiamo una bella rosa qui e no, non voglio blu oggi, via. Il tavolo prende forma. Mi siedo e sono sicuro che oggi sarà la giornata migliore della mia vita. Non c'è il mio stupido amico, mia mamma non la vedo quindi è uscita. Mi rilasso e penso alla poliziotta del quartiere. La poliziotta è arrivata! Come sono? Ok, sì, sono perfetto! Ciao, come va? Grazie per essere venuta, ti saluto, ciao! Tutto bene? Mi fa piacere, tutto bene. In realtà ti ho fatto venire per dirti una cosa, ovvero che sono contento che tu sia qui e che praticamente ho preparato per te una bella cenetta. Prego, andiamo. Signora poliziotta, ho per lei una bella rosa. Grazie, che sei carino. Prego, ma cosa ha fatto? Mi racconti, perché è stato un viaggio lungo, ho saputo che anche lei era qui in Sicilia. Tutto bene, sono venuta con il treno. Wow, col treno sarà stato lunghissimo, mi immagino. Va bene, bello. No. Fox, ti ricordi il piano? Il piano che abbiamo attuato tutti e due? Comunque devo dire che lei ha degli occhi stupendi e anche una faccia veramente da sogno. E per questo l'ho invitata. Accendiamo la candela. Sì, e con la candela se vuole, se le fa piacere, insomma, se le fa piacere. Certo che mi fa piacere. Mamma mia, io penso che Crazy dopo questa se la prenderà con me, ho paura. Paura, andiamo subito, andiamo in piano questi due.
Oh, che carino che sei. Nessuno mi ha mai regalato una rosa. Oh, grazie. Mamma Med, ho preparato una sorpresa per te. Ho inserito delle casse con il quale se premo questo pulsante qui si sentirà una puzzetta sotto Crazy. In questo modo la poliziotta così la facciamo scappare, la facciamo scappare. E poi mi dico che sono divertito. Ok, inserisco. Oh! No, non sono stato io. Ma che schifo! Signora poliziotta, le posso assicurare che non sono stato io. Ma proveniva da là! No, le giuro che non so come sia possibile. Glielo posso assicurare, signora poliziotta. Non mi permetterei mai. Per fortuna che non ha creduto a quelle puzzette. Non so come sia possibile. Basta, no, ora ci penso, andiamo. Che poi non ti dico, l'amico mio stupido se n'è andato, ma non può capire. È stato, si è offeso solo perché. Signora poliziotta, lei ha proprio dei bei occhi. Quanto è bella, è bellissima, è bellissima. Sa che vi dico, signora poliziotta, che le voglio proprio dare un bacio. Mamma! Ma chi è questa qui? Chi è? Questa qui non ti interessa, mamma! Sono affari miei, che ci fai qua? Eppure affari miei, pure miei sono! Ora basta, Crazy, mi hai preso di nuovo in giro, basta! No, non c'entro niente io! Sono stati quei due! Cosa c'entro io? Voi due chi? Vieni qua. Facciamo i conti tutti e due, facciamo. Ma la smettete! Io avevo preparato tutto! Rovinate tutto! Ora basta, ora me la vedete con il mio cane, Fuffi, vai! Vai, Fuffi! Non mi sembra proprio aggressivo. Sì, cattivo, nel senso è piccolino, è molto piccolino. Vabbè. Avete rovinato tutto! Fuffi, andiamo! Scusate, vi devo dire una cosa. Niente prima di fare le faccende di casa. Ancora! Mamma! Hai rovinato tutto e anche tu! Anche tu hai rovinato tutto! Andate